non era ancora stata, diciamo così, ben battuta questa strada del ricorso, ma anche se la norma esisteva, veniva di fatto ignorata. La legge c'è e già da un bel po', ma a quanto pare nessuno, almeno nella nostra regione, se ne era mai avvalso. E così la prima sentenza che condanna l'azienda sanitaria Friuli Centrale a rimborsare una visita privata ad una paziente per non averla garantita nel tempo di priorità richiesto dal medico di famiglia rischia di scatenare un effetto a catena. La priorità era B, quindi doveva essere evasa in una decina di giorni. Noi consideravamo accettabile anche 15 giorni, ma le tempistiche che c'erano date erano ben oltre, qui arrivavamo quasi a 6 mesi. Il direttore generale dell'azienda sanitaria condannata, Denis Caporale, fa sapere che verrà presentato ricorso perché ritiene che i fatti siano avvenuti in conseguenza della coda lunga del periodo Covid. Mi meraviglio che invece di preoccuparsi a cercare di risolvere i problemi per evitare ulteriori ricorsi, e le dichiarazioni sono ricorreremo perché l'epidemia Covid non era finita e quindi, ma non è che le norme, le lex specialis introdotte durante la pandemia sospendano i diritti costituzionali, anzi. Altri casi, dopo quello della signora che ha aperto la strada, sono in procinto di essere esaminati dal giudice. L'effetto a catena è già iniziato. Altri casi, sicuramente altri casi, io ne ho, adesso non potrei dire un numero, ma sicuramente miei personali andiamo nell'ordine della decina,